Comunque ho messo la pappa agli uccellini. Johnny Chip. Eh, questi uccellini non si fanno prendere e io non vi faccio uscire, ma chissà perché. No, no, non devi uscire. Loro devono mangiare tranquilli. Lì ce n'è uno che mangia. Eccolo là. Guarda che carino! Non vedevano l'ora di avere un po' di cibo fuori. Ormai sono abituati, ogni anno lo metto. Fino alla primavera inoltrata, più o meno. Primavera. Poi quando inizia a far caldo non hanno bisogno. Che carine, le cinciallegre. Comunque ci deve essere ancora il picchio che gira, perché ogni tanto sento battere. Non qua sulla casa come l'anno scorso, era l'anno scorso. Però sento battere. Vabbè, una bellissima giornata. Almeno c'è il sole che psicologicamente aiuta tantissimo, perché a me personalmente il sole mi aiuta tanto. Io quando non c'è sole vado fuori di testa. Ma più che nervosa, proprio di malumore, mi mette... vabbè, quest'anno l'8 di dicembre cadrà di domenica, così non ci sarà nessun ponte, non ci sarà casino più di tanto, penso. Sì, weekend come al solito, ma non ci sarà nessun ponte particolare. Beh, invece Natale e Santo Stefano cadranno in mezzo alla settimana. Quindi chi ha giorni di ferie, secondo me, si prende il lunedì, martedì e poi il venerdì, sabato o domenica. Sì, insomma, fa tutta la settimana, probabilmente. Magari c'è qualcuno che si è studiato di tenersi proprio i giorni di ferie per quel periodo, secondo me. Io avrei ancora 4 giorni di ferie, ma io non posso assentarmi in quel periodo. Vabbè, comunque... Ma vabbè, fa comodo anche lavorare in giorni festivi, C'è qualche soldo in più alla fine, quindi va bene lo stesso. Poi io ho sempre lavorato durante le feste, quindi è da quest'anno che abbiamo iniziato a stare a casa durante le feste, alcune feste, non tutte. Però se no io ho sempre lavorato. Quando facevo pulizie poi lavoravo tutti i giorni. Per cui, cioè, a me non cambia lavorare durante le feste alla fine. Perché poi noi non facciamo niente. Cioè non è che prendiamo e andiamo da qualche parte e allora ha senso stare a casa. Conviene più lavorare e prendi qualche soldo in più alla fine. Va bene, dai. Guardate cosa ho messo qua. Non so se vi siete accorti. Ho messo il tappeto. È che ha tutte le pieghe. Perché l'avevo messo via male e sono rimaste tutte le pieghe. Però ho messo quel tappeto lì. Questi jeans qua li ho lavati perché erano messi via sottovuoto, però avevano odore. Li ho lavati, ma non so se mi vanno bene, Ma io li ho lavati. Poi, boh, devo provarli. Comunque ieri ragionavo che credo che quest'anno non addobberò per Natale, come è già successo, non so quando era, nel 2021, 2021, non mi ricordo, so che era già successo e mi sa che quest'anno non addobberò niente in casa, ma credo neanche l'esterno, metterò giusto la ghirlanda natalizia e basta. Sul portone non metterò neanche i rami, non metterò niente quest'anno. Sembrerà tutto un po' abbandonato, però non mi va sinceramente. Adesso come adesso non mi va, poi magari a metà dicembre mi viene l'ispirazione di decorare, perché comunque, sì, vabbè, cambio idea anche in fretta alle volte. Peppe, cosa fai svaccato lì così? Cosa stai facendo là? Ma perché? Svaccato in quel modo? Eh? Ti saluta. Saluta tutti. Ti saluta tutti. Non guardate il mobile che forse è pieno di macchie, anche sporco, ma io ci ho perso le speranze a tenerlo pulito, cioè a tenere pulita sta cucina, ci ho perso veramente le speranze. Ogni tanto do una passata e via, non divento più deficiente a pulire, ma no, ma neanche morta. Quella cucina così è, così. È già tanto che i mobili siano ancora su, perché veramente è una cucina pessima, ma non possiamo cambiarla, non è casa nostra. Vado a combinare qualcosa, vado a chiudere la finestra di camera, devo anche rifare il letto, ma prima di rifare il letto... Ah, devo stendere. C'è la lavatrice pronta di là, che è appena finita.
freddo, alla mano, ce l'ho ghiacciata. Sono 15 gradi qua dentro. Va dai, non si sta male. No, non vi avevo più fatto vedere. Questa è una modifica che ho fatto in casa, solo che adesso c'è un po' di caos. Non era così caotico. Vabbè, ho preso tutte queste scatole per dividermi tutta la roba, perché nei cassetti ho messo altro, cioè ho sistemato diversamente la dispensa. Non mi convince per niente neanche questa soluzione, però quelle scatole comunque se volessi in futuro cambiare sistema, potrei utilizzarle in altro modo, quindi vanno sempre bene quelle scatole, costano un patrimonio, non so quanto ho pagato per tutte quelle scatole, tantissimo. Sono belle, sono con un coperchio non trasparente. Comunque le avevo prese proprio per sistemare la dispensa, farla tutta uguale. Il punto è che c'è sempre qualcosa che rimane fuori, tipo qua ci sono 2 confezioni di croissant, poi vabbè qua sotto anche è tutto ancora fuori, ci sono le patate, quelle cose là che rimangono sempre fuori. E qua che cos'è sta roba? Ah, una confezione di cornetti di mais al formaggio, ecco. Sì, alla fine risulta comunque un po' caotico. Ah, aspettate. Alla fine, vabbè, non è che non ho sistemato tantissimo. Qui è un po' un caos, non si vede, c'è la borsa davanti. Qui, vabbè, ho delle ciabatte e delle borse estive. Questa è roba che non ho messo sotto vuoto, alla fine l'ho tenuta fuori. E delle felpine un po' più leggere, in sostanza, le ho tenute fuori. Queste che sono un po' leggere per adesso, per i miei gusti. E qua ci sono tutte le cose sotto vuoto estive. Qua ci sono tutte le canottiere, non sono messe bene, ma ho tenuto solo quelle più lunghe, perché in estate uso anche quelle più corte, però queste qua sono quelle più lunghe, ho tenuto solo queste adesso, perché le metto sotto i pantaloni. Qui ho messo le Dolce Vita, i maglioncini col collo alto, e qua anche. No, questi 2 qua non hanno il collo altissimo, però sono comodissime, le avevo prese da Shein, comodissime. E questa è uguale a quelle del cassetto sopra, questa non l'ho mai usata ancora, è molto leggera però, collo alto ma molto leggera, sottile. E boh. Ho fatto anche queste sistemazioni, finalmente. Qua io direi di chiudere perché aria ne è passata abbastanza, c'è il gelo qua dentro. Allora, mi è arrivato il cuscino, sono con un mal di testa di quelli solito, tutto qua, tutto. Mi è arrivato il cuscino nuovo e il marchio, se vi interessa, è questo, che è lo stesso del materasso ortopedico, e questo è un cuscino ortopedico. Questa è la cover, la federa interna, cioè la federa interna, sì, perché poi c'è quella esterna che è uguale alle lenzuola. Questa è la federa interna, quella che si usa per proteggere il cuscino. So che tante persone non la usano neanche, io senza non potrei dormirci. Ognuno a casa proprio fa quel che vuole, ma non mi fa molto igienico, a meno che uno non lavi sempre il cuscino ogni settimana. E credo sia quasi impossibile. Cioè, vi rendete conto di com'è imballato? Ecco, dai che forse ce l'ho fatta. Vorrei utilizzarlo già stasera, ma non so se deve prendere aria, non ne ho idea. Allora, vediamo. No, vabbè, questa è la garanzia dei 2 anni. No, manuale. Ah, per il manuale bisogna usare il telefono, bisogna inquadrare il QR code. Altra plastica, perché chiaramente è sottovuoto. Questo è il cuscino, adesso deve prendere la forma, deve gonfiarsi del tutto. Questo è l'interno, sembra uno squishy. Oh madonna che meraviglia! Oh che meraviglia! Bellissimo. Speriamo bene, dai. Adesso devo lasciare che si gonfi, ma bene o male è questa la forma. E vado a leggermi qualche informazione. Ma ho cercato di capire un attimo, ma non c'è nessuna indicazione su quanto deve prendere aria, quindi presumo sia già pronto per essere utilizzato alla fine. Io e il mio mal di testa vi salutiamo e ci rivedremo più tardi o
Non lo so, se in un altro vlog magari, non lo so. Ma che cielo c'è oggi? Questa è l'alba di oggi, è il 3 dicembre. È bellissimo. Aspettate. Vediamo se funziona. B. Dai che funziona. Finalmente 4 dicembre mi metto un po' a giocare con la Nintendo. Wow, ho ancora tutto in versione autunnale. Mamma mia. Vabbè, niente, c'avrei da lavare i piatti in realtà, però adesso mi metto a giocare un po' con la Nintendo e devo aprire la casella numero 4 del calendario dell'avvento che mi ha regalato la mia amica, che ha fatto lei, cioè l'ha riempito lei. Pensavo che Franz avesse aperto gli scuri qua, invece ha lasciato tutto chiuso oggi. Di solito apre tutto, invece oggi no. Non so dove appoggiarvi. La casella, allora in quella di ieri, aspettate, nella prima casella, allora, 1, 2, 3. Allora, prima vi faccio vedere questo. Questa è la bomboniera del battesimo delle 2 bambine. Sinceramente mi piace perché è un portachiavi con questi colori pastello e un arcobaleno. Mi piace tanto, questo penso lo attaccherò durante l'estate con il caldo perché adesso non mi sembra molto adatto e quindi penso lo utilizzerò in estate. Mi piace tanto questo. Sì, è una bomboniera carina. Allora, il primo giorno c'era questo bracciale con questo ciondolino con la coccinella. Poi non mi ricordo se era il secondo. Sì, il secondo giorno c'erano questi orecchini che non so come mi stiano, dovrebbero starmi però bene. Sì, dovrebbero starmi bene con la coda alta soprattutto. Dovrei riuscire a far crescere i capelli per fare la coda bella alta come piace a me, però sono tanto tentata di tagliarli, veramente. Ieri invece c'era questo braccialetto di perline con un ciondolino natalizio. Questo potrei sinceramente utilizzarlo adesso perché cioè, è il periodo adatto. Però io non uso i braccialetti. E nel frattempo mi faccio anche i confetti qua. Ogni giorno entro e ne prendo uno. Vediamo la 4 insieme. Che cosa c'è? Oh, che belli! No, stanno cadendo. Belli. Sa che mi piacciono le cose brillanti. 2 orecchini a lobo stra brillanti. Guardate che roba. Io adoro gli orecchini così luccicosi. Bellissimi. Belli, belli, belli. Mi piacciono tantissimo. Questi qua li metterò subito di là in bagno insieme a tutti gli altri. E anche la quarta casella è aperta. Bene.